Montecchio Precalcino, inquinamento da rifiuti pericolosi, la Guardia di Finanza sequestra 2 aree di 106.000 e 50.000 metri quadri di proprietà di un'azienda dedita all'attività di recupero per il riciclaggio di rifiuti solidi e biomasse. Indagati l'amministratore delegato con deleghe ambientali pro tempore e l'attuale amministratore dell'azienda interessata. Le accuse sono di attività di gestione di rifiuti non autorizzati e inquinamento ambientale. Cromo, nichel, piombo, cadmio, zinco, ma anche mercurio e idrocarburi sono gli inquinanti pericolosi che sarebbero stati trovati nel sottosuolo e che, di fatto, farebbero pensare ad una discarica di rifiuti speciali pericolosi in assenza delle prescritte autorizzazioni, sostanze che potrebbero compromettere in maniera significativa ampie porzioni di suolo e sottosuolo. Il prossimo passo da parte della Procura di Vicenza sarà la nomina dei periti per gli specifici accertamenti per verificare lo stato e il livello dell'inquinamento.